quando ti cambia la vita, quando ti senti tranquilla, vado via e pensi che stai bene e sei felice, e allora che ti vedono solo un guasso e all'improvviso ti cade un mondo appresso, un malessere strano ti senti addosso, ma oggi pensi troppo, non ci vuoi pensare, la vita è troppo peggio per bateresti vai, è meglio accantonare, perché a fare tutti preoccupati, stiamo domani e meglio tempo passa, l'umare si incalana dal corpo, zitto zitto l'infame fa strada e a picca ti scommoglia tutta. Ogni giorno, triste e disgraziato, un medico ti dice che è già tardi, che umare è già infilato un nodo corpo, lo cielo ti carica sopra la testa, lo mondo ti girava intorno con fracasso, la mente sdegnava da questo momento. Come potevi prevenire? Come potevi sapere? Non c'è giustizia in questo mondo vale, non c'è ragione per avere tutti questi mali. Aguzza mia, sei tu che ti ha colpita, visto un verme arroventata, e tutti gli altri che ti volevano bene, tutto destino volessimo cangiare. Aguzza mia, soluzza coraggiosa, con grande sentimento rassegnata, accettasti sto terribile tormento. Tu fai coraggio a tutti quanti e il tuo viso, pigioni come lanci in un paradiso, non fa vedere altro che un sorriso. Aguzza mia, non puoi essere altrimenti, lottiamo tutti con l'armi e con i denti, lottiamo tutti uniti contro la morte. Lo Signore non può stare zitto davanti a tanto amore e a tanto strazio. La Madonnuzza non aveva pure consolato dei santi, nello cielo non hanno più risetto per tutte le preghiere dei denti. E Dio, Dio Padre misericordioso, vuoi vedere che ne fai stanazia? Aguzza mia, perciò fatti coraggio, non sei sola a lottare contro sto male. Ti siamo tutti al lato a confortarti e a dirti: fatti forza, mio Brunzo, non ti stancare mai di lottare, sto brutto male tu l'hai a vincere e a scansare. Grazie. Grazie a Maurizio Capodolona, interpretato l'opera terza classificata Quando ti cambia la vita di Giuseppina Cernigliaro. E Maria Cristina, premiamo direttamente anche il secondo, perché Maurizio è qui anche per ricevere il secondo premio e l'opera è stata da lui composta e l'abbiamo, no, perché tu mi hai fatto così, ho detto forse ti è venuto il giudizio no, va bene. Allora Maria Cristina deve consegnare la coppa, quindi la farà proprio lei. Allora un attimo Maurizio, la coppa per il terzo classificato, anche se la ritiri tu, per Giuseppina Cernigliaro, per l'opera Quando ti cambia la vita. Bene, allora rimani con noi Maurizio, perché il secondo premio va all'opera da te composta A Passioni Rusignoli. La passione del Signore. Quella di prima l'ho letta solo ieri, quindi l'ho un po' scomposta. Comunque questa cerco di comporla prima. Prego. La passione dello Signore. Agnate, legnate, nerbate, pirate, pietrate, testate, tembolate, bastonate, masceggiate, sputazzate, spine incasate, chiola cantate, pira tirate, ossa slocate, contate, occhi unciati, lacrime ittate, carne sante, inghiaiate, infangate, cotoliate, pesciate, scapesate, giornate, scocciate, tagliate, fegioliate, mazzoliate, squartagliate, ascippate, straziate, martoriate, pissefigli, disagnate, arraggiate, sterrupate, assamarate dei peccati, ma tanto amati, perdonati, con l'acqua spellavati, giustificati, santificati, cos'anno, riscattati, salvati, risuscitati. Grazie. Bellissima opera, ma anche l'interpretazione, Maurizio. Grazie.
averci fatto rivivere in questo modo la passione del Signore. Allora, scusate, sì, intanto un po' ciascuno. C'è il giudizio? Maurilio Riccardo Savona, autore della lirica Passione del Signore, rivela tutta la vitalità e la religiosità dell'autore. I suoi versi sono intensi e delineano, attraverso l'approccio della lingua vernacolare, il legame che egli ha verso la fede. In questo colloquio spontaneo con il Signore, ecco che la funzione della parola diventa il punto cardine per parlare con la forza del cuore. Vorrei dire qualcosa, Sabato? Io voglio complimentarmi con il Signore, non lo conosco, l'ho conosciuto stasera, e della sua poesia comunque mi ha colpito proprio l'espressione e ho dato, diciamo, quasi il massimo di voti sia a lei e sia all'autrice precedente, che mi ha colpito molto in quell'altra poesia la musicalità del verso. La sua è stata veramente eccezionale. Grazie. Bene, allora Sabato puoi premiare il Maurilio Riccardo Savona, tocca un po' a tutti, e dopo questo bellissimo complimento tocca a te premiare. Ci mettiamo qua, in mezzo alla mano.